Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati con l'informazione di friulitv.net. Apriamo subito con questa edizione flash con un tamponamento tra due mezzi pesanti questa mattina lungo la A4 nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia. Non si segnalano per fortuna feriti gravi. Gli stessi autisti dei mezzi coinvolti sono usciti con le proprie gambe dai mezzi accidentati. Sul posto la polizia stradale di Palmanova, mezzi di soccorso meccanici, una squadra dei vigili del fuoco giunta da Cervignano, un'ambulanza del 118, gli operatori della concessionaria Autovie Venete, disagi chiaramente alla circolazione. Situazione che sta tornando alla normalità. Cambiamo argomento e parliamo di soccorso alpino perché sono stati ritrovati poco prima della mezzanotte dai soccorritori della stazione Valcellina del soccorso alpino i due padovani dispersi da ieri pomeriggio sulle montagne delle Dolomiti Friulane. Si trovano al bivacco Perugini dietro il campanile di Val Montanaia nella zona che avevano dichiarato di voler percorrere. Stanno bene, hanno trascorso la notte lì, poi in mattinata hanno raggiunto il rifugio Pordenone dove era parcheggiata l'auto per fare rientro a casa sani e salvi. E ora ci trasferiamo a Trieste per un'importante operazione per quanto riguarda la chirurgia, per dire che sta bene la paziente di 70 anni operata dall'equipe della clinica urologica del professor Trombetta assieme all'equipe della cardiochirurgia diretta dal dottor Mazzaro e dalla chirurgia generale diretta dal professor De Manzini per asportare una voluminosa neoplasia renale sinistra che si estendeva fino alla vena cava. L'intervento, durato oltre 11 ore, è perfettamente riuscito. Chiaramente complimenti all'equipe medica dell'ospedale di Trieste per questa importante operazione. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Un gruppo di migranti regolari sono stati fermati questa mattina nei pressi di Udine, lungo la ex strada provinciale tra Pavia e la frazione di Moretto. Sono stati alcuni automobilisti in transito ad allertare le forze dell'ordine della loro presenza sulla strada. Dopo le pratiche di rito sono stati trasferiti alla Cavarzerani per il triage sanitario e il successivo obbligo di quarantena. Torniamo a Trieste per l'ultima notizia, poi chiudiamo qui questa pagina flash. La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza pubblica ufficiale un ragazzo del luogo neo maggiorenne. Ha aggredito due operatori all'interno di una struttura della Caritas in via dell'Istria ed è stata informata la sala operativa della questura tramite il numero unico d'emergenza 112. Sul posto si è recata una volante che ha identificato il ragazzo. Questi ha opposto resistenza agli operatori ed è stato accompagnato negli uffici del Polo San Saba. Qui, ricostruito l'episodio, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica. E con questo chiudiamo qui questa pagina flash mattutina. Ulteriori aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. L'informazione live torna nel primo pomeriggio. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.